Domenica 14ª del tempo ordinario, anno A, 5 luglio 2026, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi. Io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. C'è una domanda obbligata che dobbiamo subito porci. Chi sono gli stanchi e gli oppressi a cui Gesù si rivolge? San Matteo, quando scrive questo Vangelo, non ha in mente quanti sono sfiniti dal lavoro e da sforzi fisici ordinari o straordinari. Lui pensa a quelle persone che vorrebbero obbedire e rispettare la legge che Dio ha dato al suo popolo attraverso Mosè, mentre in realtà si sperimentano incapaci di osservarla. Un vero e proprio circolo vizioso. La legge mi dice che cosa devo fare per essere puro e gradito a Dio. Ma io non riesco ad attuare quanto la legge mi prescrive. Ed è questa drammatica condizione del cuore umano che rende i credenti nel Dio di Mosè stanchi e oppressi. Stanchi perché il non riuscire a realizzare quanto si vorrebbe genera in noi dolorosi sensi di colpa che rendono il nostro cuore e il nostro corpo sfiniti, spossati e senza forze. Oppressi da questa legge di Mosè diventa, per chi non riesce ad osservarla, un vero macigno che appesantisce il vivere, che toglie il respiro e che condanna. Gesù, con questo Vangelo, invita chi lo segue e chi lo ascolta a sperimentare la dolcezza della nuova legge che lui è venuto a portare. Questa legge è quella delle beatitudini che, se vissute in compagnia del Signore risorto, rendono il nostro vivere leggero, spedito e beato. Simpatico il linguaggio utilizzato da Gesù. Il giogo, conosciuto da tutti i suoi interlocutori come simbolo di oppressione e di schiavitù, viene interpretato da Gesù come elemento che unisce nell'amore il maestro al discepolo e che rende possibile attuare la nuova legge di Gesù. Non solo, Gesù dice a chi l'ascolta che lui ci aiuta ad attuare e a vivere secondo la legge delle beatitudini, perché lui è il Dio con noi, ma è anche uno di noi. Quando Gesù dice «Io sono mite e umile di cuore», riprende la beatitudine che aveva annunciato sul monte, beati i miti. E così facendo si presenta
a noi come un senza terra, in fondo alla fila, piccolo, diseredato e senza niente, al punto che basta incontrare, sostenere e servire uno di questi piccoli per riuscire a stare con lui e a rispettare la nuova legge. La legge data a Mosè accende sensi di colpa. Le beatitudini date da Gesù ci uniscono a Lui. La funzione del gioco è proprio questa: tenere insieme il discepolo al suo maestro nello spazio dell'amore. È curioso notare come le parole si pieghino a significati diversi e sempre nuovi. Anche oggi, nella nostra realtà, sono tanti coloro che si sentono stanchi e oppressi, e non più come nel secolo scorso, perché piegati da lavori massacranti per tenere insieme il pranzo con la cena. Oggi sono tanti coloro che sono stanchi, anche se molti di loro sono alle prese con lavori decisamente meno pesanti di ieri. Sono stanchi e oppressi dalla noia, dallo stress, dall'ansia, da vacanze, da viaggi, gite da organizzare, da giorni liberi e da trasferte o da crociere che non consegnano il riposo promesso. Siamo stanchi e oppressi anche noi, nonostante i preziosi traguardi ottenuti dalla tecnica e dalle giuste conquiste sociali che ci hanno insegnato a intrecciare il lavoro con il riposo per fare del tempo libero uno spazio di crescita personale e relazionale. Siamo stanchi perché abbiamo figli da seguire, ma siamo stanchi anche perché i figli non si fanno seguire, oppure perché i figli non ci sono o non arrivano. Ci stancano le relazioni, ma ci svuotano anche le solitudini, le rotture, le divisioni che fanno male, che distruggono sogni, progetti e famiglie. Siamo stanchi anche perché si lavora tanto, troppo o male, ma stanca e opprime anche la disoccupazione e quel senso di inutilità dato dalla disoccupazione. Più in profondità, però, siamo stanchi perché siamo lontani dal Signore Gesù e non siamo più capaci a stare con Lui, sotto il suo giogo, che ci rende liberi e che ci rende leggera la nostra vita. Abbiamo scelto di stare sotto giochi, e sono chiari: carriera, denaro, autonomia assoluta, prestigio, potere, relazioni ammalate, ma con amarezza dobbiamo riconoscere che nessuno di questi giochi è dolce e che nessuno di questi giochi è leggero. Per chi si è piegato da sensi di colpa e per chi è appesantito da stanchezze insopportabili, questo Vangelo si propone come una vera consolazione. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Buona domenica a tutti. E allora la preghiera che mi è nata è questa. Caro Gesù, tu hai detto gioco, ma io ho capito gioco. E così non mi tornava il senso della tua frase.
Poi ho chiesto a mio nonno e lui mi ha spiegato che il giogo è il pezzo di legno che si lega sui buoi per portarli a lavorare nei campi senza bloccarli. Gesù, mi piace questo tuo modo di parlare, sempre attaccato alla vita di tutti i giorni. In pratica hai detto che tu ci guidi senza mai schiacciarci e senza mai bloccarci. Grazie, anche perché ci inviti a imparare da me che sono mite e umile di cuore. Niente libri, nessuna lezione speciale e niente da imparare a memoria. La sola cosa che dobbiamo fare è stare con te e farci guidare da te. Gesù, resta tu il mio maestro e dona alla nostra Europa e al mondo la pace che solo tu sai consegnare. Grazie, Gesù.